Euroregione.news. Go 2025, Gorizia e Nova Gorica, nuovo futuro insieme. Dopo l'anno da capitale europea della cultura, nelle due località rimangono tante scie positive, sia dal punto di vista strutturale, sia per le occasioni culturali. Con l'assessore di riferimento del comune di Gorizia, Patrizia Artico, abbiamo parlato della formazione al cittadino della società Benefit Percorso Sicurezza. Go 2025 non è solo concerti, eventi, divertimento come è stato, cose serie, cose meno serie, cose la DAG, ma è anche qualcosa di molto che impegna, è anche qualcosa che informa. All'interno di questo segmento c'è sicuramente la sicurezza e ci sono delle ditte anche private che stanno realizzando degli incontri molto molto importanti, soprattutto nel caso di una particolare anche serata riguardante gli incidenti domestici. Quindi ci sono diversi appuntamenti ed è qualcosa che è veramente molto importante, perché gli incidenti domestici ma anche non domestici sono la causa di migliaia e migliaia di morti ogni anno in Italia, per cui seguiteli assolutamente, perché ci si salva la vita. E quindi sicuramente un grande apprezzamento a chi ha realizzato e sta impegnando con questa iniziativa, con pompieri, con Croce Rossa, con tanti operatori, e veramente ti salvano la vita attraverso la prevenzione e l'informazione. Abbiamo appena terminato la prima riunione serale dedicata agli incidenti domestici. Sono soddisfatto perché ho ricevuto insieme a Paolo Grossa un'attenzione veramente encomiabile da parte dei partecipanti. Abbiamo fatto una carrellata abbastanza interessante, perché non è facile in un'ora e un quarto parlare di incidenti domestici in un modo esaustivo, per cui siamo riusciti a far capire che anche le modalità degli inneschi antincendio all'interno delle abitazioni sono cambiate proprio con l'arrivo delle nuove tecnologie. Una volta avevamo prevalenza del legno, oggi abbiamo un sacco di sostanze chimiche che fanno i mobili e così via, ma non voglio dilungarmi. Il prossimo appuntamento, che sarà il prossimo primo martedì del mese o secondo martedì del mese, riguarderà altre tematiche. E dopo ci sarà il terzo, il quarto, il quinto, dove il penultimo ci dedicheremo proprio agli incendi causati da queste nuove tecnologie, di questa transizione tecnologica, compresi i pannelli solari e anche l'automotive e anche tutti quei device che girano per le nostre case in un modo sempre più esagerato, consigliando anche delle metodologie di prevenzione a tale riguardo. Finalmente siamo partiti con preparati anche a casa o preparati anche a casa, come lo volete leggere, una serie di appuntamenti, 9 per l'esattezza, fino a luglio, in cui trattiamo argomenti di sicurezza domestica, prevenire e proteggere i principali rischi che troviamo tra le mura domestiche. Perché questo genere di appuntamento? Perché in determinati ambiti, come il luogo di lavoro, è obbligatorio. Abbiamo delle figure che vengono previste per tutelare la sicurezza di altre persone, datori di lavoro, dirigenti, preposti, eccetera. Una serie di regolamenti che obbliga il lavoratore a comportarsi in maniera diligente per cercare di prevenire i rischi e gli infortuni. A casa invece che cosa succede? A casa succede che ci facciamo molto più male di quanto ci facciamo sul lavoro, vuoi perché la platea di chi abita le case è maggiore rispetto a chi sta sul posto di lavoro, vuoi perché ci sono delle persone più fragili, i bambini, le persone anziane, delle persone con disabilità. E questo porta ad avere un infortunio sul lavoro, 8 addirittura tra le mura domestiche che ospitano degli ambienti veramente trasversali, da ambienti come il bagno, le cucine, le camere da letto, in cui ci sono dei rischi potenzialmente diversi che molto spesso sottovalutiamo. Ecco che il comportamento, ancora una volta, è il protagonista della nascita del rischio. L'abbiamo scoperto anche stasera, facendo questa panoramica sui rischi generali. Non è tanto il problema della presa elettrica, ma di come la presa elettrica andiamo ad utilizzarla. Non è un problema della scala che ci porta dal piano terra al primo piano, ma è di come percorriamo quella scala, tenendo
muovendoci, non tenendoci al corrimano, percorrendola guardando un cellulare piuttosto che con attenzione. Questo genera anche i rischi domestici. E molta attenzione, 20 partecipanti, abbiamo raggiunto il tutto esaurito sostanzialmente per gli appuntamenti che ci eravamo prefissati. C'è stato anche l'incentivo alle persone di ampliare la conoscenza di questi incontri, perché più conosciamo più preveniamo. Quindi se davvero vogliamo bene al nostro amico, alla nostra nonna, alla mamma, al figlio eccetera, quale occasione migliore di partecipare a questo genere di incontri per scoprire come riuscire a prevenire una serie di rischi che molte volte sottovalutiamo. I prossimi appuntamenti gratuiti ripartiranno da febbraio, tutte le informazioni sono presenti sul nostro sito. La partecipazione è gratuita, con un'iscrizione che richiediamo, se non altro per cortesia, obbligatoria, perché questo garantisce il posto a sedere, di non occupare il posto che poteva interessare all'altro, ma la preoccupazione di trovare tutti i posti esauriti è una preoccupazione relativa, perché non a caso abbiamo deciso di individuare un martedì al mese in maniera tale da avere lo spazio per creare un'eventuale replica dello stesso evento. Gli argomenti sono vari, dalla prevenzione incendi alla parte infortunistica, al mantenimento in condizioni corrette della propria caldaia, l'utilizzo dei prodotti chimici in maniera corretta, fino ad arrivare ad argomenti apparentemente più tecnici, anche con il personale di Eli Friulia, che approfitto anche per ringraziare in questa occasione, che mette a disposizione il proprio personale per spiegare che cosa può succedere, quali possono essere gli scenari di rischio anche per gli stessi piloti, che devono atterrare in delle condizioni già di loro difficili, ma che se trovano i curiosi con il cellulare o altre cose che possono essere richiamate dall'elicottero, rischiamo attraverso il nostro comportamento di non riuscire a dargli la prestazione di cure di cui quel paziente necessita. Questa iniziativa fin da subito non ha colto solamente l'interesse, ma il pieno appoggio anche dell'amministrazione comunale, e voglio proprio approfittare dell'occasione per ringraziare la dottoressa Artico, che fin da subito, fino dalla spiegazione di che cosa volevamo creare in questo spazio all'interno dei nostri nuovi uffici di Gorizia di via Mazzini, ha colto l'essenza dell'iniziativa, ovvero diffondere la cultura della sicurezza nell'inizio di un periodo Go 2025, dove Gorizia è stata, ma continuerà ad essere, capitale europea della cultura, e anche trasferire concetti di sicurezza è a suo modo cultura. E quindi un grazie all'amministrazione pubblica e alla serie di sponsor, quindi Eli Friulia piuttosto che Civibank, e ringrazio Ater, Ravasin Risarcimenti, che insieme anche al loro contributo danno modo di creare questi momenti di approfondimento. Da Gorizia, Marco Mascioli. Euroregione.news